Ora non ci fermiamo, puntiamo in alto e stiamo comunque con i piedi per terra, però non vogliamo fare un campionato mediocre. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e il minimo ai playoff, vista anche la possibilità di avere 9 posti a disposizione. E poi lì ce la giochiamo. Così Riccardo Boccalone, il 24enne di Castello, che lo scorso giugno ha firmato 2 gol nella finalissima contro il Monza, decisivi per la seconda promozione consecutiva del Venezia. L'attaccante non nasconde le proprie ambizioni, ma in questi giorni il suo pensiero corre soprattutto al Portogruaro, la squadra che 3 anni fa lui stesso aveva contribuito a portare in Serie B e che ora è sparita dalla geografia del calcio italiano. Provo molta tristezza perché era un ambiente in cui il calcio lo si poteva fare tranquillamente, ci viveva serenamente e c'erano tutte le carte in regola anche per mantenere la Serie B, però purtroppo è un mondo difficile. Non solo Boccalon, tra i nuovi dirigenti di una Venezia che punta in alto c'è anche Gianmarco Specchia, che in riva all'Emene ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. La realtà di Portovalo, che è molto differente da quella di Venezia, è una realtà dove non ci sono dei numeri che possono permettere al Portovalo Calcio di mantenersi a certi livelli nel calcio professionistico di oggi, e per cui non c'è la struttura sotto che può supportarla, quindi mancando una famiglia che per anni è venuta a investire nel Portovaro, che è la famiglia mia, quindi venendo meno, diciamo, questa famiglia non c'è stato un ricambio imprenditoriale che ha avuto la volontà di proseguire un lavoro intrapreso.